Allora, buonasera a tutti, buonasera anche a chi ci sta seguendo da casa tramite la Tenda TV, grazie alla preziosa collaborazione di Federico Campo Allorto. Grazie di cuore per aver accolto con tanto entusiasmo l'invito a questa serata. Sappiamo che arrivare a Serravalle non è facile in questo periodo e siamo consapevoli che la scelta del Teatro da Ponte è stata azzardata come location di questa serata, ma il nostro abbraccio al quartiere è il nostro modo di esprimere solidarietà ai commercianti e ai residenti. Sono Luca Marchiori, presidente dell'associazione Vittoria al Centro. Molti di voi probabilmente ci conoscono già, siamo quelli che a Natale portano un po' di movimento in Piazza del Popolo, quelli della festa della Madonna della Provvidenza a Meschio e anche quelli che ogni settembre fanno sì che i vostri figli vi trascinino in piazza per assistere agli spettacoli delle Viva Festival, gli artisti di strada. Siamo anche quelli del Summer Festival, quando il meteo però decide di essere dalla nostra parte. Ma questa sera siamo qui per qualcosa di diverso. La nostra associazione nasce come realtà organizzatrice di eventi e momenti di aggregazione nelle piazze. Ma quando alcuni genitori dell'asilo Pio X di Vittorio Veneto mi hanno proposto di sostenere una serata dedicata al tema della diversità, ho pensato immediatamente che fosse una bellissima opportunità. Un'opportunità per ampliare i nostri orizzonti e utilizzare la visibilità costruita negli anni anche per promuovere temi sociali importanti, capaci di far riflettere, sensibilizzare e creare dialogo. Un'opportunità. Ho condiviso subito questa proposta con il direttivo dell'associazione, che ha accolto l'idea con entusiasmo e pieno sostegno. Ed è anche grazie a questo spirito di collaborazione che siamo qui questa sera. Naturalmente, tutto questo non sarebbe stato possibile senza la collaborazione dell'amministrazione comunale, che ha messo a disposizione questo splendido teatro, e il contributo prezioso degli sponsor e delle realtà che hanno creduto fin da subito in questo progetto. Per questo motivo desidero invitare sul palco con me un attimo l'assessore Ceccarini, il direttore di Banca Prealpi, Edra Costruzioni, vi passo un attimo la parola. Buonasera a tutte e a tutti, vi porto i saluti dell'amministrazione comunale, della nostra sindaca Mirella Bagliana. Non possiamo che essere orgogliosi di ospitare a Vittorio Veneto la mamma di Cesare, Valentina Mastroianni, la conosciamo tutti così. Quindi quando Vittorio al Centro ci ha proposto di collaborare in questa bellissima iniziativa, non abbiamo esitato un attimo a dire di sì e a mettere a disposizione il nostro bel teatro comunale. Siamo sicuramente qui per ascoltare Valentina con il cuore, perché chi è qua probabilmente conosce bene la sua storia, la storia della sua famiglia, e quindi credo che siamo qua pronti a sostenere il suo racconto con la nostra empatia, il nostro affetto. Sono felice di essere a Serravalle, come ha detto il Presidente, proprio perché su Serravalle stiamo investendo grandi risorse proprio per dare di nuovo una strada bella che dia lustro al nostro centro storico, e quindi quel disagio che stiamo tutti quanti vivendo è chiaro che è una pena che vale la pena proprio per poter poi avere quello che ci meritiamo tutti quanti. Quindi vi ringrazio di essere riusciti a trovare parcheggio e essere venuti qua numerosi, e grazie naturalmente agli sponsor che hanno sostenuto questa bellissima iniziativa. Buonasera a tutti anche da parte mia, ringrazio l'Associazione al Centro e Luca dell'invito. Porto i saluti di Banca Prealpi San Biagio, del Consiglio di amministrazione, del Presidente. Pronto? Del Presidente Carlo Antiga e della Direzione Generale.
noi, come scriviamo sempre anche nei nostri manifesti, siamo banca del territorio, quindi è nostra vocazione essere vicini al territorio. Quando ci viene chiesto alziamo sempre la mano, diciamo siamo presenti, quindi ben lieti di sostenere queste iniziative che portano valore aggiunto a tutti noi. E aggiungo giusto una nota di cronaca: io domenica scorsa ero al Salone del Libro a Torino e ho visto un mondo incredibile, tantissimi giovani, tantissimi ragazzi, quindi è un mondo, quello dei libri, bello vivo, e questo mi fa molto piacere, e mi fa molto piacere questa sera ci sia l'incontro con un'autrice, a maggior ragione quanto si racconta una storia di vita personale che però serve poi anche di insegnamento a tutti noi. Quindi il mio invito è: leggete, leggete, leggete. Grazie a tutti, buona serata. Mi ricollego un attimo alle parole del direttore. Banca del Territorio, noi siamo un'azienda del territorio che crede nel territorio, investe molto nel territorio, e quindi i miei figli, 4, sono nel tessuto di Vittorio Veneto, e quindi quale occasione migliore di sposare le iniziative in cui Luca, che ci conosciamo appena da 17 anni, mi ha voluto rendere partecipi, e io con cuore, con affetto, anche per rendere merito a tutto il lavoro che sta facendo, perché sta facendo un lavoro a mio avviso unico, è quello di essere presenti fisicamente, ma essere presenti nel dare una mano per sostenere delle iniziative che ovviamente hanno bisogno di essere sostenute, per chi come noi ha la fortuna di poter dare una mano, quindi la diamo molto volentieri. Quindi io vi ringrazio di poter essere qui, ringrazio Luca e vi do un caloroso saluto, e cercheremo di essere presenti tutte le volte che ci sarà l'occasione. Ringraziamo anche la libreria Il Viale che ci ha dato il supporto e che dopo la trovate qui fuori. Adesso iniziamo davvero. Invito sul palco la moderatrice della serata, docente di lingua straniere, scrittrice e presentatrice editoriale Sara Piazza. Sara, grazie di cuore per aver accettato il nostro invito. Ti lascio il palco e la conduzione della serata. Grazie a te, Luca. Grazie a voi, buonasera a tutti. Intanto io mi accomodo e adesso arriveranno le mie compagne di viaggio. Come sapete, questa sera noi siamo qui per raccontare la storia di Cesare Zambone e della sua mamma, Valentina Mastroianni. La loro vita è cambiata quando a Cesare, all'età di 18 mesi, è stata diagnosticata una patologia rara, la neurofibromatosi di tipo 1, che gli ha causato un tumore e la perdita della vista. E da lì Cesare si è sottoposto ad anni di cure fino a quando è venuto a mancare lo scorso anno, nel 2025. Questa sera però siamo qui per parlare di tutta la vita che Cesare ha lasciato e per raccontare con Valentina una storia incredibilmente potente, perché è una storia che ci parla di coraggio, di forza, di resistenza, soprattutto di amore. Un amore reso possibile grazie anche a una meravigliosa rete di persone che insieme hanno trasformato, diciamo, questo cammino in un viaggio condiviso e per questo migliore. E, a questo proposito vorrei adesso chiamare qui con me 3 donne che rappresentano proprio dei pilastri di questa rete sul campo, perché oltre alla famiglia c'è la scuola, ci sono le cure, la riabilitazione e c'è la comunità tutta. Quindi io chiamerei qui con me, con un applauso, Margherita Gardin, Giulia Bacicchetti e Maria Cristina Tomè.
benvenute. Ve le vado brevemente a presentare. Allora, alla mia destra c'è Margherita, lei è un'insegnante specializzata nel sostegno a bambini con disabilità. Ha lavorato 25 anni nella scuola dell'infanzia e ha seguito Cesare per 3 anni, sia a scuola sia nell'istruzione domiciliare. Dall'anno scorso lei ha inseguito un suo sogno, cioè quello di aprire un asilo nido che si chiama Piccoli Passi e si trova a Godega, aperto a bambini con disabilità. Quindi grazie di essere qui, Margherita. E coordinatrice ed educatrice di questo stesso asilo è Giulia Bacichetti. Lei è laureata in Scienze dell'Educazione e Pedagogia, lavora come pedagogista neonatale e offre supporto alla genitorialità nei primi anni di vita del bambino. Lei ha seguito Cesare per circa 1 anno come mediatrice alla comunicazione. Grazie a te. Qui a fianco a me c'è Maria Cristina Tomè. Lei è insegnante di scuola primaria con un diploma di specializzazione polivalente. Ha lavorato prima alla nostra famiglia di Conegliano e poi alla scuola Pascoli di Vittorio Veneto. È presidente di un'associazione culturale che si chiama Il Giardino delle Idee di Orsago. Lei porta con sé l'esperienza della disabilità in famiglia che ha vissuto fin da piccola, fin da quando era piccola. E quindi grazie anche a te, Maria Cristina. Adesso ci facciamo un po' da parte perché lasciamo parlare le immagini e un breve video che ci introdurrà la nostra ospite. Quindi prego. Se tu vieni tutti i pomeriggi alle 4, dalle 3 io comincerò ad essere felice. Col passare dell'ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le 4 incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi. Scoprirò il prezzo della felicità. Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore. Ci vogliono i riti. Che cos'è un rito? Disse il piccolo principe. Anche questa è una cosa da tempo dimenticata. È quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un'ora diversa dalle altre ore. C'è un episodio che mi è rimasto impresso e che penso sia significativo rispetto al modo nuovo in cui Cece ci sta insegnando ad accogliere, persino a vedere la vita. Io e mio figlio eravamo al parchetto in un pomeriggio di dicembre di 1 anno fa. Faceva freddo e lui era imbacuccato nel suo giubbettino blu, il cappellino di lana rosa calcato in testa a proteggerlo dal freddo, tranne per il solito ciuffo biondo che sbucava fuori e andava dispettoso a coprirgli la fronte. Stava camminando su un manto di foglie secche vicino ai giochi, mentre io lo osservavo qualche passo a distanza, lasciandolo esplorare in libertà. A un certo punto Cece non si accorse di un minimo dislivello, scivolò e cadde. Non mi mossi, aspettai, sicura, che si sarebbe rialzato da solo, e infatti lo fece in un attimo, senza un lamento. Ma mentre si rimetteva in piedi, con la manina afferrò un po' di foglie da terra. Seguendo la direzione del suono della mia voce, venne verso di me. «Cosa c'è, amore?» chiesi. «È un regalo», rispose, e mi porse le foglie col suo sorriso dolcissimo. «Un regalo?» Non riuscii a fare a meno di sorridere, stupita e anche un po' commossa. Ci sarà sempre un po' di te in me, e ci sarà sempre un po' di me in te. Questo è quello che succede a chi si è amato profondamente, come noi due, che ci siamo tatuati nel DNA dell'altro. Ed è la cosa che fa più male e allo stesso tempo il più grande privilegio. Aver sentito un amore così forte da cambiarci per sempre. Come se il tuo nome fosse rimasto nei miei polmoni, nel mio stomaco, sulla mia pelle. Non ci sei, ma ci sei, perché sei scritto nei miei occhi e visibile a chiunque mi guardi. Perché mi senti, anche quando non mi vedi. È così che l'eternità scende a patti con questa vita.
e voglio credere che esistano più vite per rincontrarti ancora e ancora. E io lo so che ci riconosceremo dal battito del cuore in mezzo alla gente. Si sente? Sì, bene, quindi accogliamo con un applauso ancora più caloroso Valentina Mastroianni. Benvenuta. Buonasera. Si sente? Si sente? Si sente? Sì? Sì. Dite sì. Grazie di cuore Valentina per essere qui con noi questa sera. Abbiamo visto questo video e l'ultima frase la conosciamo, è del Piccolo Principe, non si vede bene che col cuore l'essenziale è invisibile agli occhi. E questa frase appunto l'abbiamo letta tante volte, però stasera la vediamo proprio incarnata nella storia che ci stai per raccontare. E io credo che tu abbia chiuso gli occhi tante volte per imparare a vedere in un altro modo, a vedere oltre, a vedere con uno sguardo diverso le cose. Allora, subito avrei la curiosità di chiederti come è cambiato il tuo sguardo sul mondo assieme a Cesare. Guarda, io con Cesare ho imparato che una vita non si misura in quanto tempo quella persona resta su questa terra, ma quanto cambia chi resta. E se chi resta è cresciuto, è cambiato, ha imparato delle cose, quella vita continuerà ad avere un grandissimo valore e quella vita non finirà mai, perché continuerà a vivere con chi si è nutrito di quell'amore, con chi ha imparato qualcosa dalla vita. E per questo Cesare sarà sempre con me. Io sono cambiata tanto, credo, lo spero, in meglio, perché è difficile. Quando la vita ti dà così tante sfide, io ho perso mio figlio e sarebbe già abbastanza, ma in realtà quando ti muore un figlio, comunque viene a mancare una persona importante in una famiglia, troppo presto nessuno si salva in un qualche modo ed è davvero difficile tenere insieme tutti i pezzi e quindi anche non diventare cattivi con la vita, di cose appunto oltre ad avermi tolto Cesare troppo presto, me ne sono successe di ogni. Chi ha letto i miei primi libri qualcosa sa. E poi anche negli ultimi 2 anni, insomma, non mi sono fatta mancare nulla. Chiaramente tantissime cose nei social non si possono raccontare, però è stato davvero tanto faticoso e la cosa più difficile appunto è non incattivirsi con questa vita. Io l'ho promesso a Cesare me l'ha insegnato a guardare il bello, a cercare il bello anche nelle foglie. Prima lo stavo leggendo a Cesare, l'ho raccontato nel mio primo libro di quell'episodio in cui lui è caduto e invece di piangere, invece di lamentarsi, invece di dire povero me che sono scivolato, che sono caduto, è riuscito a trovare un dono, un regalo, ed è forse quello che dovremmo fare un po' tutti nelle cadute che abbiamo, riuscire a trovare un motivo per fare nostra una cosa bella. E è un lavoro difficile, ma si può riuscire a fare. E in questo video appunto abbiamo visto qualche immagine di Cesare, quindi per noi che non lo conosciamo, vuoi raccontarci chi è Cesare? Com'è il Cesare bambino, le sue passioni, cosa lo fa ridere, il suo essere monello che prima, no? Qualcosa ci stavi raccontando. Com'è Cesare? Allora, esteticamente mi fa sempre specie rivedere le sue immagini un po' mescolate, no? Come in questo video, perché Cesare negli anni è cambiato moltissimo a causa delle medicine, delle varie terapie che faceva, quindi ha fatto dei periodi in cui era biondissimo,
dei periodi in cui era molto molto gonfio per il cortisone, dei periodi in cui, come tutti i bambini della sua età, era senza denti, però allo stesso tempo piccino sbavava molto per il tumore che avanzava, e quindi sembrano tanti bambini in realtà, non sembra uno unico, no? Perché in così poco tempo è cambiato tantissime volte. E a me piace descrivere Cesare come un bambino, non la sua malattia, non le sue disabilità, ma un bambino. E questa mattina verso l'una sono stata appunto nella scuola qui a Vittorio Veneto, nella scuola dell'infanzia a San Pio X, e i bambini si sono divertiti un sacco a sentire tutte le monellerie che Cesare combinava. Mi sono fatta promettere che non avrebbero ripetuto a casa quello che ho raccontato loro, io mi auguro, lo spero, e ridevano come i matti, e questo ti avvicina molto anche, no? Come empatia a Cece, e mi hanno fatto tantissime domande. Cesare era un bambino molto coraggioso, intraprendente. Raccontavo di quella volta che ha deciso che prendeva il treno da solo, ha deciso che dovevamo scendere tutti dal treno e che lui sarebbe andato a Trieste da solo. Cesare, hai 5-6 anni, dove pensi di andare da solo? No, ho chiesto ai bimbi che avevano questa mattina la stessa età, ho detto: voi prendereste mai il treno da soli? No, figuriamoci. Qualcuno ha detto che è abbandonato dalla mamma. In che senso? Ho detto io. Perché la mamma va fuori con le amiche e io rimango da sola col papà, e quindi la mamma la abbandona, no? Normale, giusto che sia così nel suo immaginario. Pensate voi invece Cesare, super indipendente, perché talmente abbiamo fatto sì che Cesare riuscisse a far tutto da solo, facendolo sbagliare 1 milione di volte, che poi tutte le volte che sbagliava si rialzava più forte e diceva: ma io sono bravo, e talmente bravo da pensare di poter andare a Trieste da solo. Ma scusa, ma poi quando arrivi a Trieste come funziona? Cioè, cosa pensi di fare? Io scendo, prendo un taxi, vado in albergo. Scusa, ma chi è che paga? Dove sono i soldi? Chiedo a una signora. Cioè, qual è il problema? Soluzioni, capisci? I problemi non ce n'erano per Cesare. E tanto vabbè, poi da inscenare questa scena in cui ad un certo punto gli mando un controllore finto, chiedo ad un ragazzo di andare a chiedergli il biglietto, e lui tutto fiero: scusi, dice questo ragazzo, ce l'ha il biglietto? No. Con queste gambe, no? Non toccavano nemmeno a terra. E i suoi genitori sono scesi. Allora dobbiamo chiamare la polizia, perché un bambino così piccolo non può rimanere. Ok, va bene. Cioè, non aveva paura di niente, ma non si metteva nemmeno in pericolo, perché insomma anche a scuola, all'asilo, non era un bambino che si metteva in pericolo e sapeva bene dove poteva arrivare e dove no. Ma lui aveva un'idea ed andava avanti per la sua molto strada. libero anche. Libero, perché noi lo abbiamo lasciato sempre libero di provare, di fare, ed era molto testardo e si metteva in testa una cosa e la voleva assolutamente fare. E poi era un bambino carismatico. Cioè, in un mondo dove siamo abituati a sentire che un bambino con disabilità viene preso in giro, viene escluso dai compagni, Cesare era un leader. Cesare non solo aveva i compagni che volevano copiare il suo ciuffo, che volevano copiare il suo modo anche di camminare, chiudevano gli occhi, provavano a fare come faceva lui, ma addirittura la scuola davanti, cioè una scuola primaria, e lo stesso è avvenuto a Genova. Considerate che quando ci siamo trasferiti a Genova, Cesare stava già parecchio male, tanto male da non riuscire quasi più a camminare, quindi questo bimbetto sul passeggino, quasi sempre sul passeggino, che sbavava molto, parlava pochissimo, malissimo, eppure riusciva a essere il figo della sua scuola, della scuola primaria e della scuola davanti, che era una scuola di 2° grado. Aveva... chi l'ha conosciuto ha il carisma e questi occhi magnetici. E poi, ragazzi, si faceva quello che voleva lui, ma fino all'ultimo giorno è stato così. Lui, anche se non riusciva a parlare, perché poi alla fine la malattia gli ha portato via tutto, lui con un pugno chiuso, che voleva dire no, e con una mano aperta,
ci ha comandato tutti. Infatti mi verrebbe da chiedere anche a voi, appunto, che l'avete conosciuto, anche il vostro ricordo del primo incontro, la prima volta che avete visto Cesare e anche poi le prime sfide che avete affrontato assieme a lui, quali sono state? Allora, buonasera a tutti. Quando noi abbiamo saputo che Cesare sarebbe arrivato nella nostra scuola, ci siamo un po' spaventati. Perché? Perché... Di la verità, Marghe. Poco o tanto? Tanto spaventati, ecco. Perché è il diverso, perché quello che non conosciamo ci fa paura, no? E perciò vi farò sorridere, ma io in quell'estate sono partita in vacanza con 2 libri grossi così sulla disabilità visiva, perché a settembre sarebbe arrivato Cesare. Cesare è arrivato, il nostro primo incontro è stato sul tappeto dell'aula, che sarebbe stata la sua aula, e lui è rimasto lì a giocare con me per un'ora intera con le macchinette e io guardavo sto bambino a proprio agio, proprio come fosse casa sua. E noi che ci eravamo così preoccupati, no? Di dover creare un setting, di dover accogliere questo bambino, cioè lui era entrato tranquillamente a scuola, come fosse il suo habitat. E ci ha stupito molto, perché alla fine poi è lui che ha insegnato a noi, ci ha dato delle strategie per stare con lui, per vivere la sua quotidianità, che era una quotidianità meravigliosa, perché ci ha fatto scoprire le cose da un altro punto di vista, ci ha fatto scoprire la vita, ci ha fatto scoprire l'amicizia, il senso dello spazio. Veramente è stata tanta roba, come dice sempre Valentina, no? Sì, diciamo che non è proprio solito, no? In un bambino cieco riuscire a stare come stava Cesare in un ambiente nuovo, con persone nuove. Già un bimbo così piccolo sicuramente è timoroso all'inizio, e invece lui veramente dove lo mettevi stava. Però devo dire che questo è stato un lavoro grande che noi abbiamo fatto subito dopo che Cesare ha perso la vista, quando aveva 18 mesi. Tanto fa Teresa, sua sorella, che non si è mai fatta scrupolo, se n'è sempre fregata che il fratello fosse cieco e non lo avvisava dei gradini, lo faceva sbattere di qua e di là. E per lei era suo fratello, non era un bambino cieco. E lui così si è fatto le ossa, no? Come si suol dire, e si è subito abituato alla vita e ha trovato degli stratagemmi tutti suoi, per cui è diventato per lui poi tutto normale, poi tutto è la vita, no? Io a casa alle volte non ho mai spostato grandi mobili, però se dovevo pulire e una sedia era in mezzo alla stanza, Cesare ci sbatteva e doveva essere così. E lui la prima volta ci è rimasto male, la seconda volta ha capito che può accadere, perché io chiaramente mi auguravo ci potesse essere un futuro. Questo può accadere, no? Soprattutto per una persona cieca, magari sai che c'è la fermata dell'autobus, ma per dei lavori è tutto bloccato e quindi lì non si ferma. Quindi l'imprevisto, soprattutto per una persona che non vede, è importante da gestire. Questa cosa tu non la sai, Marghe, voi non la sapete, ma me l'hanno raccontata l'altro giorno e la trovo meravigliosa. In una scuola un insegnante di sostegno aveva un bimbo cieco. Il bimbo si è fatto male cadendo, ha fatto 3 punti in giardino sul mento. Le insegnanti hanno detto basta, non lo facciamo più uscire, perché si sono terrorizzate da questa caduta. La mamma è andata a scuola con questo bambino e gli ha detto: voi dovete fare come la mamma di Cesare, come hanno fatto gli insegnanti di Cesare. Mio figlio deve vivere. Anche perché c'è un concetto che spesso dimentichiamo, perché io tante volte l'ho sentita in questi anni, questa frase: ma se Cesare cade, ma gli altri non cadono? Io l'ho chiesto questa mattina ai bambini: voi non cadete? È venuto fuori che sono caduti sicuramente molte più volte di Cesare, perché mi hanno raccontato tutta una serie di cadute. I bambini devono cadere, devono gestire lo sbaglio, devono gestire quella caduta, e quindi è importante farli sperimentare e farli vivere, perché altrimenti li teniamo, come io racconto nell'albo illustrato, sotto una campana di vetro, ma quella non è vita.
E poi gli altri bambini, anche mi incuriosiva dell'asilo, come lo hanno accolto Cesare? Qual è stata la loro reazione? Certamente... Allora, diciamo che Cesare ha fatto, c'è stato un progredire, no? Il suo inserimento all'asilo, nel senso che lui all'inizio aveva un po' paura della moltitudine dei bambini, perché non so, l'incontro al parco, 2 fratelli a casa, però avere 25 bambini attorno, c'è un movimento d'aria che noi non calcoliamo, che noi non sappiamo, che però lui sentiva tutto, no? Questa cosa lo disturbava molto all'inizio. Perciò abbiamo cominciato a fare veramente un lavoro con i bambini, no? Della serie, se io mi avvicino a Cesare non posso arrivare di corsa perché lui si spaventa e piange, di conseguenza mi avvicino a Cesare e dici: non so, Cesare, sono Davide, sono qui. E lui ha cominciato a conoscere i bambini ad uno, poi dalla voce, dal profumo, dal modo di muoversi, dallo spostamento d'aria, perché il bambino più piccolo ne spostava meno del bambino più grande. Dall'odore, era impressionante dall'odore. Dall'odore. Lui apriva gli armadietti e diceva: oh, questo è l'armadietto di Aurora. E io dicevo: ma come fa a saperlo? Cioè, non è possibile. Lui li conosceva tutti. O dall'odore o dalla puccia, come diceva lui. Che puccia! E perciò veramente ci ha insegnato, no? Come le piccole cose, come i dettagli siano fondamentali. E i bambini hanno scoperto questa cosa qui, perciò si sono rapportati con lui in maniera molto naturale alla fine, no? All'inizio è stato difficoltoso, però poi da entrambe le parti hanno superato questo scoglio, perciò c'è chi lo prendeva per mano, lo accompagnava, c'è chi batteva le mani e si faceva seguire da Cesare perché aveva visto noi farlo, perciò hanno adottato anche delle strategie che noi adottavamo con lui. Perciò dico, i bambini sono veramente una fonte inesauribile di sorpresa, ma anche di coraggio, di potenzialità, no? Che noi tante volte diamo per scontate. E Cesare ha imparato a muoversi in classe. All'inizio sì, abbiamo creato un setting per lui, ma poi lui ha vissuto, ha mappato la classe, toccando tutto, qualsiasi cosa, e da allora ha cominciato a muoversi autonomamente, e queste sono state le piccole vittorie di ogni giorno, no? Vedere Cesare autonomo. Cesare partiva dalla classe, andava in bagno da solo, contava gli armadietti, al 10° armadietto si girava di spalle, attraversava il corridoio e arrivava in bagno. Meraviglioso. Cioè, per noi ogni conquista sua era una vittoria, non solo dell'insegnante di sostegno, dell'insegnante di sezione dei bambini, ma di tutta la scuola, perché Cesare ha veramente insegnato a tutti noi come stare al mondo. Ma a proposito di monellerie, a scuola non ha mai buttato la carta igienica nel water? No, la carta igienica no, però faceva partire i piatti dal tavolo. Ecco. Giocava a frisbee con i piatti. Ecco, bene. Sì, invece a casa c'era lo scherzetto di buttare la carta igienica nel water e tirare l'acqua. Ecco. E poi credo che anche comunque il dialogo tra tutte voi sia stato fondamentale, condividere, appunto parlavi di strategie, delle strategie, dei metodi, degli obiettivi, avere dei momenti, no, di confronto tra tutte con la mamma e con gli educatori. Sì, io e Margherita sicuramente abbiamo collaborato tantissimo, abbiamo messo in gioco tutte le nostre conoscenze, competenze acquisite per poter garantire a Cesare l'esperienza scolastica migliore possibile. Sicuramente si può sempre migliorare, su questo siamo tutti d'accordo, ma ci abbiamo messo il cuore in ogni cosa che abbiamo fatto, ogni artefatto, ogni cosa realizzata con lui ha sempre avuto un fine inclusivo, perché l'inclusione a scuola non si fa solamente permettendo a un bambino di svolgere una determinata attività, l'inclusione si fa essendo presenti in classe, potendolo condividere con i propri compagni, e questo è proprio ciò che noi abbiamo sempre cercato di fare con Cesare, quindi creare qualcosa che potesse essere utilizzato non solo da lui ma dall'intera classe. E collegandomi a quanto si diceva prima rispetto al primo incontro con Cesare, allora io avevo scelto di fare la mia tesi di laurea magistrale proprio su Cesare. Poi i primi di settembre mi arriva una chiamata
quei numeri che sconosciuti, no? Qui dici vabbè dai, è pubblicità, non rispondo. E invece quel giorno scelgo di rispondere e dall'altra parte del telefono c'era una signora che mi chiede di poter essere la mediatrice di Cesare. Io non ci ho pensato 2 volte, vi dico la verità. In quel momento lì il mio cuore batteva 1000, perché io avevo già scelto di creare questa mia tesi su di lui, e poi guarda caso 1 mese dopo arriva questa telefonata, i famosi segni del destino che tuttora ci fanno capire come Cesare sia ancora qui tra di noi. E lui sicuramente era un bambino straordinario, ma penso questo sia un dato di fatto, un pensiero che condividiamo in tanti. La sua intelligenza sicuramente era altrettanto straordinaria, soprattutto pensando essere un bambino comunque di 5 anni. Ma c'era un'altra dote di Cesare che a me ha sempre colpito e che penso sia ciò che l'ha fatto arrivare dritto al cuore di tante persone, ed è la sua empatia. Non potevi arrivare un giorno a scuola senza che lui ti chiedesse come stavi. A tutte le persone che lo circondavano, i suoi compagni, a noi maestre, sono sicura fosse così poi anche al di fuori. E lui aveva questa dote, ve lo giuro, una cosa straordinaria, di capire se tu non stavi dicendo la verità. E se lui percepiva che la risposta che tu in quel momento gli stavi dando non era giusta, non era sufficiente, di domande te ne poneva altre 1000. Lui aveva davvero a cuore il bene del prossimo, la serenità della persona che c'era a fianco a lui, e questa penso essere una dote che purtroppo noi adulti stessi spesso ci dimentichiamo di curare. L'amore verso il prossimo, la parola di conforto, l'esserci nelle piccole cose, è qualcosa che secondo me oggi, un po' travolti dalla frenesia della nostra vita, ci dimentichiamo di fare, ed è uno degli insegnamenti più grandi, poi ce ne sono tanti altri, che Cesare ci ha lasciato. Sì, Cesare chiedeva sempre come stai, cosa hai sognato, cosa hai mangiato. Cosa hai mangiato ieri sera, cosa hai mangiato a colazione, cosa mangerai stasera. Si interessava veramente all'altro, cosa che ormai difficilmente si fa. E ritornando al discorso dell'inclusione, bellissimo il lavoro che avete fatto tra i tanti, quello dell'alfabeto sia in nero che si fa all'ultimo anno della scuola dell'infanzia, sia in braille, perché è stato bello per tutta la classe, no? imparare questo. È un grande dono, insomma, che è stato fatto a tutti quanti. E a proposito di bambini, di compagni di classe, le primissime settimane di scuola Cesare aveva difficoltà a stare con gli altri, doveva capire come ci si comporta, no? Con tanti bambini. Mi ricordo che un giorno sono arrivata dopo, perché lui faceva fisioterapia o logopedia, quindi arrivava 2 o 3 giorni a settimana, arrivava un po' dopo. Lui è arrivato, i bimbi erano fuori, stavano giocando con i Lego, con dei giochi sopra i tavoli, e lui è arrivato e ha cominciato a lanciare i giochi in giro. Allora la prima assistente alla comunicazione che ha avuto lo ha preso per mano e ha cominciato a fargli fare il perimetro della scuola, perché quello in quel momento lo calmava, e quindi con la manina ha cominciato a fare tutto il perimetro della scuola. E la cosa straordinaria sono stati i compagni, proprio i compagni, perché invece di dire tu guarda questo che arriva e ci disfa tutto, si sono messi, senza che nessuno dicesse nulla, perché io nel frattempo stavo parlando con maestra Margherita, si sono messi in fila indiana come dei pulcini dietro a Cesare e facevano quello che faceva lui. Cesare con la mano sul muro, tutti con la mano sul muro in fila indiana. Cesare toccava per terra perché c'era un gradino, doveva scendere questo gradino, tutti a toccare con la mano il gradino. Cesare toccava l'erba, non usava l'erba, ne strappava un pezzettino, tutti uguali. Cesare abbracciava l'albero, tutti uguali. Ed è stata una scena commovente, perché noi possiamo insegnare tante cose ai bambini con le parole, perché noi adulti siamo bravi con le parole a dire cosa devono o non devono fare, poi sono i fatti che contano. E io credo, ritornando a quello che ha detto prima maestra Margherita,
che il loro esempio sia stato più importante di tante parole dette, più di tante parole, di tante frasi fatte. Dobbiamo stare vicino a quel bambino, dobbiamo renderlo partecipe, cioè facciamo delle cose noi adulti invece di parlare e basta. Sì, dimostrano concretamente un senso di unione e di solidarietà col prossimo, forse no, questo senso di comunità che, come dici tu, purtroppo stiamo perdendo, ecco. E forse a quell'età invece nella spontaneità rimane, e non c'è nemmeno il pregiudizio, perché anche quello semmai arriva crescendo. Quindi questo è importante. E c'è una frase del tuo ultimo libro che dice: poche cose possono rincuorare un genitore come la consapevolezza di affidare il proprio figlio alle migliori cure possibili. Questo l'hai detto sì, riferendoti in particolare alle cure ospedaliere, però pensavo anche alla scuola, cioè quanto è importante trovare un ambiente che ti sa accogliere e anche che ti sa capire e che ti aiuta anche a capire in un percorso veramente complesso in cui tu ti devi districare, no, tra tante cose. Guarda, io l'ho detto tante volte, ma continuerò a ridirlo all'infinito finché non vedrò cambiare qualcosa. Ti senti di serie B quando hai un bambino con una disabilità, perché hai un trattamento diverso. Margherita lo sa, perché è storia vissuta di quello che è successo, tantissime cose belle, un'infinità di cose belle, ma l'inizio è stato un inizio di una storia già vista troppe volte, e di un bambino a cui viene chiesto di rimanere in disparte per dare spazio ai bambini di serie A, perché il bambino di serie B può aspettare, perché la mamma di serie B dice sempre di sì, e allora arriva una chiamata dopo 3 giorni dall'inizio della scuola: ma puoi mica tenere a casa Cesare perché manca un insegnante di classe? Questa cosa la racconto perché non deve mai più accadere. Io ho avuto la forza di battere i piedi e ha avuto forse più forza Cesare, perché io stavo tornando a casa dopo quella chiamata, avevo portato gli altri 2 figli a scuola, stavo tornando a casa con la coda tra le gambe, con il rammarico di dire: ecco qua, quello che si dice sulla disabilità è tutto vero. Siamo destinati a portare pazienza e a dire di sì. E poi se ne arriva fuori Cesare dicendo: no, ma io voglio andare a scuola come i miei fratelli. E quindi come una leonessa mi è scattata la molla e appunto ho cominciato a mettere da lì puntini sulle i, sulle cose che non andavano bene, perché io non lo so, a voi se è mai capitato, ma io ho 2 figli più grandi di serie A e mai nessuno si è permesso di chiamarmi per dirmi: tieni Alessandro, Teresa a casa perché manca l'insegnante di classe. E non deve mai più accadere, purtroppo continua a succedere, e non si può richiedere tutta questa forza ai genitori, dove già c'è una situazione difficile, dove già c'è una strada molto in salita, c'è una burocrazia dietro che ti mette davvero alla prova. Io dico sempre: non è tanto la disabilità o la malattia, come nel mio caso, entrambe a metterti a tappeto. Certo, ti arriva uno schiaffo, ti arriva una sberla che ti fa girare a 360 gradi, ma poi in un qualche modo, se noi avessimo il supporto, se avessimo il vero aiuto, dalle piccole alle grandi cose, non sarebbe poi così dura. Se economicamente, io dico, la disabilità è roba da ricchi, cioè se economicamente ci fosse un aiuto vero, e non ci fosse il pensiero del genitore che non può più andare a lavorare perché deve seguire il figlio, se ci fosse la serenità di portarlo a scuola sapendo che ogni 3x2 c'è qualcuno che ti chiama, chiaramente questo poi non è stato il mio caso, però le sentiamo tutti le storie, perché le prime difficoltà chiamano subito il genitore perché tanto è a casa da lavoro e per andare a prendersi il figlio e riportarlo a casa. Poi per motivazioni che, se andiamo a guardare bene, sono facilmente gestibili, ecco, anche nell'ambiente scuola. Se nell'ospedale, quando è il caso dell'ospedale, ci fosse quella mano tesa e non tutta quella fatica per tutto,
Io, guardate, per Cesare ho dovuto lottare per fargli fare logopedia, per fargli fare fisioterapia, psicomotricità. Ad un certo punto mi sono chiesta, poi probabilmente il loro pensiero era quello, col senno di poi mi sono chiesta, ma ha un futuro questo bambino? Perché da come si comportavano i medici era chiaro che non c'era, perché se fosse stato per i medici Cesare non avrebbe mai fatto nessun tipo di terapia, non sarebbe mai andato a scuola. Quando io ho detto che avrei iscritto Cesare a scuola, e per un bambino con disabilità non è che ti puoi sognare a settembre di dire va, quasi quasi lo iscrivo, ma devi pensarci molto molto prima. E quando ho detto io mando Cesare a scuola, Cesare stava facendo delle cure sperimentali, le cure che aveva appena finito non erano andate bene, mi hanno guardato come una matta, come se fossi fuori di testa. Io lì avevo capito che io non potevo certamente capire qual era la cura medica più giusta per Cesare, ma io potevo dare vita a questo bambino e dovevo tenere in vita anche me. Iscriverlo a scuola voleva dire forse c'è un futuro. E quando a scuola Cesare è andato veramente è stata un'emozione fortissima. Ripeto, ho 2 figli più grandi, l'emozione del primo giorno di scuola l'avevo già vissuta, però con un bambino dato spacciato così tante volte, riuscire a fare così tante cose, aver così tante conquiste, insomma è stata tanta roba veramente. Mi dispiace che sia tutto così difficile, perché è un sistema. Allora, sulla carta è tutto corretto, è molto corretto, poi le persone come sempre fanno la differenza. Io ho imparato in questi anni che se si vuole si può. Prima Giulia e Margherita parlavano, e anche tu l'avevi accennato, della scuola a domicilio che è stata fatta per Cesare. Non era detto, anzi non era proprio dovuto che Cesare facesse la scuola a domicilio, perché non è garantita, dimmi se sbaglio Margherita, per la scuola dell'infanzia, quindi sulla carta era una cosa che non si poteva fare. Cesare faceva delle cure molto pesanti, per cui non poteva andare a scuola, non è andato a scuola per tantissimi mesi, e Margherita ha detto io ci sono, io mi propongo, e così abbiamo fatto. Ci vuole gente coraggiosa, abbiamo bisogno di persone che mettano davanti i bambini, al centro i bambini. Non è scontato, i bambini devono rimanere al centro, siamo noi che dobbiamo adattarci a loro, non il contrario. Invece spesso succede il contrario, prima i comodi di noi grandi e poi i bambini vediamo che fine faranno. Volevi dire aggiungere, Margherita? Sì, no, io rispetto a quello che hai detto, no, dell'essere stata chiamata a casa, io devo ringraziare, cioè è stato un intoppo nel percorso ed è successo all'inizio, però io devo veramente dare atto a questa cosa qui, perché in quel momento io ho capito cosa volevo essere, no? E allora all'interno della scuola chi è insegnante sa, insomma ci sono diverse figure, cioè, ci sono gli insegnanti di sezione, i referenti di qua, referenti di là, e c'è l'insegnante di sostegno. Molto spesso l'insegnante di sostegno non è considerata una vera e propria insegnante, perciò viene messa a fare tantissime cose che magari in quel momento non le competono proprio. L'insegnante di sostegno è l'insegnante affidata alla classe dove c'è un bambino con disabilità, perciò non è l'insegnante del bambino, è l'insegnante dell'intera classe, a sostegno della classe. Però bisogna dare importanza a questo, perché può fare la differenza. Quando Valentina è tornata con Cesare quel giorno, ha fatto la differenza, perché io lì ho capito che come insegnante di sostegno dovevo impormi un po' di più, no? E dovevo dare priorità a Cesare in quel momento, a Cesare all'interno della classe. E io invece mi sono lasciata un po' condizionare, no? Perciò dico agli insegnanti di sostegno che possono veramente fare la differenza, possono aiutare questi genitori, possono accogliere i bambini, ma non solo, ma la famiglia intera, perché queste famiglie hanno bisogno di sentirsi accolte all'interno della scuola, hanno bisogno di sentirsi accompagnate. Ci sono miriadi di documenti da preparare, come diceva, per iscrivere un bambino a scuola con disabilità devi partire a febbraio
per iscriverlo, perché arrivi a settembre che possa avere l'insegnante di sostegno, se serve la mediatrice, la comunicazione, così. Però sono genitori che molto spesso non sanno queste cose, hanno bisogno di essere accompagnati ed è importantissimo. Perché non c'è nessuno che te le dice. Ecco, diciamo che la cosa bella è che noi abbiamo fatto squadra e ci siamo date coraggio l'una con l'altra. Tu hai capito che non eri sola, io ho capito che non ero sola e che insieme abbiamo fatto un gran casino, come piaceva a Cesare. Giusto. E abbiamo fatto un grande lavoro. E questa è la cosa importante, questo credo possa essere davvero di grande esempio. I bambini al centro, non le comodità dei grandi. Giusto. E grande Margherita che ha avuto il coraggio per mettersi dalla parte giusta. Grazie. Brava. Io volevo fare intervenire anche Maria Cristina, perché appunto ascoltando i tuoi racconti anche di questa quotidianità a volte così complessa, vorrei chiedere anche a te, no? In quali aspetti ti stai ritrovando del racconto di Valentina? Quali sono state le sfide più difficili per te? Io non ho conosciuto Cesare, mi dispiace tantissimo perché era un personaggio. Questi bambini sono spesso dei personaggi e noi siamo fortunati ad averli con noi. Io ti ringrazio perché leggendo i tuoi libri mi hai riportata un po' indietro per rivalutare anche delle cose che ho vissuto e mi sono ritrovata tantissimo in tante cose che tu hai raccontato. Io ero una sorella di 2 ragazzi disabili. Io avevo 2 anni, è nato mio fratello Andrea che è spastico e lì non mi sono resa conto di cosa era la disabilità in quel momento e l'ho sempre vissuta come una cosa normale. Mio fratello era così, per me era normalissimo. Mi sono resa conto che le cose erano diverse quando, come tuo figlio Alessandro, sono andata alla scuola elementare e una mia compagna mi ha preso in giro perché mio fratello era spastico. Che mi si è aperto un mondo, ho detto no, cos'è sta cosa? Ho detto no, per me Andrea è così, è sempre stato così e quindi ho vissuto un po' incoscientemente fino a quel momento. Poi a 15 anni è nato Paolo, che è un ragazzo Down, e là ho vissuto la cosa in maniera più cosciente. E i miei genitori sono stati in grado di non farmela vivere con drammaticità, perché io ero già cosciente che insomma, la disabilità è una cosa che faceva parte di tutti i giorni, però leggendo i tuoi libri ho capito tante cose anche adesso. I miei genitori hanno dovuto passare tanti livelli come te. Tu hai detto, quando ho saputo della malattia sono stata triste, sono stata disperata, ma poi ho capito che dovevo rialzarmi e andare avanti. La paura è normale, soprattutto per un genitore con bambini in difficoltà, però la paura ci può far trovare il coraggio di tirar fuori le unghie, i denti e tutto quello che serve per questi bambini. Io poi ho avuto la fortuna, tu dici sempre, di incontrare persone giuste al momento giusto. I miei genitori allora, erano gli anni 70, 1969-70, hanno avuto la fortuna di incontrare la nostra famiglia di Conegliano, che allora era un fiore all'occhiello, cioè esistevano pochissime strutture così. E quindi sono stati un ottimo supporto per la mia famiglia. Io vivevo la nostra famiglia, mio fratello faceva terapia 3-4 volte alla settimana, io ero piccola e lo seguivo. Il più piccolo ho fatto la stessa cosa e da là poi è stato per me normalissimo, una volta diplomata alle magistrali, fare il corso di specializzazione e prendermi il diploma di specializzazione. Anche là, anche tu dici, ho avuto la fortuna di incontrare, anche la nostra famiglia, perché anche tu ci sei stata tantissimo lassù, ma tu dici l'ospedale di Trieste, l'ospedale di Pordenone, e hai affrontato tutto questo con forza. E i miei genitori, senza farmelo pesare, hanno fatto questa strada, cosa che io mi sono resa conto molto tardi della strada che hanno fatto loro, proprio perché non mi hanno fatto pesare questa cosa, come immagino sia stato per i tuoi figli, sia per Alessandro che per Teresa, no? Lo scopriremo vivendo, arriverà il conto ma mi prima sembra... o poi. Sai, sì. io so che ci siamo impegnati tanto e
abbiamo cercato di fare del nostro meglio, però come tutti i genitori sai che poi arriva la lista, no? Potevi fare così meglio, potevi fare... Noi abbiamo, quando Cesare si è ammalato, abbiamo subito raccontato a loro un po' come ho fatto oggi all'asilo con i bambini, perché non capivano come mai Cesare non vedesse, e quindi col librone del corpo umano ho spiegato loro cosa è successo all'occhio di Cesare, il nervo ottico, e con parole semplici ma vere. Insomma, ho spiegato loro quello che ho spiegato tanti anni fa ad Alessandro e Teresa. All'epoca Teresa aveva 5 anni e Alessandro ne aveva 8. Sai, è stata dura più che altro la malattia di Cesare e tutto quello che ha comportato, il fatto loro forse hanno sofferto più il fatto di vedermi partire improvvisamente, di non sapere quando sarei tornata, e l'imprevedibile, sai, per un bambino, ti ripeto, i bambini questa mattina in 2-3 mi hanno detto la mamma mi abbandona, i miei genitori mi hanno lasciato coi nonni 2 ore, no? Figuriamoci i miei figli che mi hanno visto partire, magari tornare dopo 8 giorni, magari tornare dopo 3, poi ritornare via un'altra volta, e poi hanno visto comunque il fratello anche tanto soffrire, diciamola tutta fino in fondo. C'è stato il periodo in cui non voleva più il CVC e si svegliava, cioè, non posso dimenticarmi quella notte in cui mi ha bussato alle 5 di mattino, ha aperto la porta, perché lui dormiva in camera da solo in quel periodo, ha fatto tanti periodi, quel periodo dormiva da solo, mi ha aperto la porta completamente nudo, come un verme, si era spogliato tutto e aveva un CVC, non so, io mi auguro che voi non sappiate neanche che cos'è, ma è un tubicino che viene fuori dal petto coperto da un cerotto nel quale si fanno le chemio, si fanno i prelievi, si fanno per non bucare ogni volta le vene quando qualcuno ha una malattia importante. E lui aveva deciso che non voleva più quel codino, noi lo chiamavamo, e quindi lui si è presentato nudo come un verme in camera mia alle 5 di mattina e si era tolto anche tutto il cerotto, quindi aveva questo codino fuori così. A momenti mi viene un colpo. E da lì sono stati dei mesi di inferno, perché lui tutte le notti si toglieva tutto e urlava come un matto che se lo voleva togliere, che non lo voleva più. Sicché Alessandro e Teresa hanno imparato a svegliarsi anche loro di notte ed aiutarmi a fare le medicazioni, hanno imparato cosa vuol dire rimanere sterili, si mettevano i guanti, mi passavano le garze, ma non un'infanzia proprio normalissima, diciamo, no? Quindi per tante cose sicuramente sono diventati dei ragazzi. Alessandro è alto quasi 1,90 m, la Teresa più o meno è alta come me, e sono diventati dei ragazzi sicuramente molto sensibili, dei ragazzi sicuramente con una visione verso l'altro, soprattutto Teresa è una Cesare al femminile. Dove la metti sta, lei non vede il diverso, non vede. Teresa andrebbe clonata, diciamo, proprio, andrebbe visto nel DNA che cos'è che la rende così speciale. Per questo magari non sa le tabelline, per studiare ci mette 10.000 ore per studiare una pagina, ma io dico anche chi se ne frega, perché lei è qualcosa che a scuola non ti insegnano, che non esiste un corso di università che ti spiega come ci si comporta con le persone in generale, soprattutto quando hanno delle difficoltà, e andrebbe veramente studiata. E sono dei ragazzini, come dicevi tu, Alessandro è stato preso in giro a scuola perché il fratello era cieco, e Teresa anche è stata bullizzata per diverso tempo a scuola, però sai, sono stata bullizzata anch'io, eppure guardami un po'. Cioè le difficoltà veramente ti rendono più forte, no? Poi a un certo punto dici anche basta, anche grazie, penso che ecco, però ti rendono più forte, ti fanno capire chi sei, quelle cadute di cui parlavamo anche prima, quindi lo vedremo, insomma, Alessandro e Teresa cosa diranno tra qualche anno. Ora Teresa è quella che parla di più,
chiaramente parla di Cesare tantissimo, per noi sai Cesare è in un mucchio di foglie secche che calpestiamo, Cesare è davvero nell'aria che gira in un modo strano e per noi è Cesare, in un qualunque ricordo delle cose che mangiamo, nel modo di ridere, in tutta la nostra vita c'è Cesare, però chi lo sa. No, ma anche per me non è stata facile, ti assicuro, cioè è stata dura a volte. Io ero, tra l'altro, la più grande perché in mezzo anche un'altra sorella, ma che è più piccola di me di 5 anni, per cui la priorità erano sempre loro e poi arrivavamo noi. Però io sono convinta che questa cosa mi ha dato una forza che probabilmente non avrei avuto, e sicuramente anche i tuoi figli. Sicuramente. E poi un'altra cosa, tu dici che bisogna provare gratitudine per le persone che ti hanno aiutato, e su questo ti do pienamente ragione, perché a volte è vitale trovare delle persone che ci ascoltino, che ci aiutino. Un'altra cosa, tu hai detto avere trovato delle famiglie che avevano le stesse problematiche vostre. Avete fatto quando sei andata in campeggio, non in campeggio, a Realize. Sì, tu hai trovato delle famiglie che comunque avevano il tuo problema e ti è stato molto utile. Allora, diciamo anche cose un po' meno, diciamo forse, passiamo in termini scontate, no? Io lì a Realize Sport sicuramente ho trovato una bolla, soprattutto la prima volta che ci sono stata, e aver visto altri bambini ciechi o ipovedenti, sai, quando hai la stessa difficoltà ti senti un po' meno diverso, ecco, dicevo, non è capitata solo a me. Però soprattutto nell'ultimo anno, nell'ultima estate di Cesare, dove siamo stati, c'è un dettaglio dove io non mi nascondo, perché è giusto dire tutto, dove io ho provato tanta invidia anche, perché mi sarebbe piaciuto che mio figlio fosse solo cieco, solo ipovedente come gli altri, e invece Cesare era anche molto molto malato. Quindi io dico sempre, se Cesare fosse rimasto solo cieco sarebbe andato sulla Luna, avremmo fatto qualunque cosa. Purtroppo la vita per lui ha deciso altro, o forse lui ha deciso, mi sa, perché mi sa che ha deciso lui. Però gli hai fatto una promessa. Sì, di non essere arrabbiata con questa vita. Poi tu hai detto la gratitudine, io ho tantissimo questo sentimento verso me stessa, ti devo dire, in primis, sono molto grata a me per tutta la forza che ci metto, nonostante arrivino schiaffi costantemente, continuamente, per tutte le persone a cui ho dato la possibilità di starmi vicino, perché dare fiducia, uscire da quel buco nero e continuare a tenere il cuore aperto è difficilissimo, ti esponi ancora di più al mondo, alle persone, ma soprattutto insieme alla gratitudine io tengo anche una bella lista nera di tutte le persone che invece non ci sono state, immagino, che sono scappate, che hanno no, perché se no sembra che sono arrivata, che sono piovuto dal cielo solo tanta gente ho una lista invece molto molto lunga, ma ringrazio anche loro perché in un qualche modo mi hanno fatto capire qualcosa di me, e sono sicuramente cresciuta tanto anche da quelle batoste, e ammiro la mia ostinazione nel continuare a dar fiducia alla gente nonostante queste batoste, o ostinazione o follia, non si sa. Però hai anche la lista positiva. Il confine è breve, sicuramente. Però dare la possibilità alle persone di dimostrare, no, quella vicinanza è stato tanto difficile. Soprattutto noi siamo partiti da un contesto, noi abbiamo vissuto a Conegliano per una vita dove non abbiamo trovato quel senso di comunità, e veramente le persone che ci sono rimaste vicino per davvero, ecco, su una mano e mezza. Ed è stato difficile, tanto difficile. Non lo metto in dubbio. Tu poi dici una cosa, l'ultima cosa. Ma quante cose dico? Tu hai detto tanto, guarda, sì. 1, 2.
incontri. No, tu dici che avevi molta fiducia nella scienza, ok? Che hai trovato le persone giuste al momento giusto, vedi Bebe Mio, una qualsiasi, e poi parli di segni che sono arrivati e comunque ti hanno aiutato. Quell'indirizzo sbagliato sul tampone che ti ha fatto tornare alla nonna. Questo me l'ero dimenticato. Questa secondo me è una grande cosa invece, sì. perché ricordare chi ci ha lasciato e ricordare cosa ci ha lasciato di positivo che può aiutarci ad andare avanti è una grande cosa secondo me. Sì. E tu ne hai avuti di segni così, mi sembra. Sì, tantissimi. Allora, intanto hai detto una cosa bellissima, la fiducia nella scienza. Cesare non sarebbe vissuto così tanti anni se la ricerca non fosse andata così avanti. Cesare, quando lo vedevate biondo, avete visto anche prima nel video, faceva un medicinale sperimentale. Lui è stato il primo bambino in Italia così piccolo ad assumere quel medicinale, e quel medicinale gli ha permesso di tenere quel tumore schifoso fermo immobile per 1 anno, e gli ha permesso credo di fare l'anno più bello della sua vita, della nostra vita, perché abbiamo fatto di tutto, perché era senza codino, perché non doveva, era una terapia. L'effetto collaterale più grande erano questi capelli ossigenati che aveva, che lo rendevano ancora più figo. E quindi per fortuna c'è la ricerca, per fortuna c'è la scienza. Quello era un farmaco americano, una cosa veramente super all'avanguardia, è un medicinale che ora viene usato per tantissimi altri bambini, dove funziona benissimo. Purtroppo il tumore di Cesare veramente era più unico che raro, veramente molto aggressivo e cattivo, però hanno permesso a Cesare di vivere. Quindi io dico sempre di credere nella ricerca, di continuare a sostenere la ricerca, perché è fondamentale. Certo che la medicina non basta. Purtroppo molti medici si fermano al medicinale e pensano di curare solo il tumore, invece va curata la persona a 360 gradi. Su questo sono stata trattata un po' da folle a Trieste per tanti anni, e invece poi sono arrivata al Gaslini, dove mi hanno dato, per fortuna, no? Ho trovato qualcuno che la pensava come me, che mi dava ragione, ma perché loro operano così. E non posso mai dimenticarmi la frase dell'oncologo di Cesare e del Gaslini che mi disse: ma no, Cesare deve andare a scuola, perché se noi gli togliamo vita a questo bambino, io è inutile che faccio chemio a Cesare se poi non va a scuola, se poi non fa fisioterapia, se poi non fa logopedia, se poi non può vedere le persone a cui lui tiene. Cioè, che senso ha, no, questa vita, se io continuo a bombardarlo, però poi ti tiene vivo anche tutto il resto, e questo è fondamentale. E poi cos'altro mi avevi detto dopo? La nonna che intervenne. La mia nonna. Beh, no, guarda, è stato lì, ma devo dire tutta la mia storia è sicuramente piena di tanto dolore, forte, intenso, ma anche di una gioia e una... Mi hanno raccontato da poco questa storia del pendolo, non so se la conoscete. Il pendolo può oscillare piano, e quindi nella tua vita proverai poca felicità, poco dolore, e quindi te rimani lì così. Io diciamo che questo pendolo oscilla fortissimo, e quindi è vero, ho provato tantissimo dolore, ma mi sono data la possibilità di provare tantissima gioia. E è difficile, sicuramente mi richiede tante forze, tante energie, però sai, ho sempre deciso nella mia vita in generale, con Cesare ancora di più e dopo Cesare ancora di più ancora, di non sopravvivere. Non accetto questo termine: o si vive o si muore, mai le vie di mezzo non piacciono, e quindi oscillo fortissimo. E quando è morta mia nonna, per me è stato un dolore immenso. Obiettivamente aveva quasi 95 anni, la sua vita l'aveva fatta, ma me l'ero goduta talmente tanto. Per me era stata l'unico pezzettino di famiglia
che poteva avere una parvenza di famiglia nella mia vita, è stata la persona che inconsapevolmente mi ha insegnato, forse di più insieme a Cesare, mi ha insegnato cosa vuol dire accettare l'altro, cosa vuol dire amare l'altro per quello che era, e credo di essere stata forse l'unica persona a capire veramente mia nonna ed amarla profondamente per quello che era, non per quello che gli altri credevano lei fosse. E ha raccontato a me delle cose che a nessuno mai ha raccontato, eccetera, eccetera. E pensa che quando lei è morta, lo racconto nel mio primo libro, dopo 3 giorni Cesare ha cominciato a non dormire di notte. No, è da brividi. È stato come se lei mi dicesse, amore, guarda che, lei mi chiamava amore, guarda che questo bambino ha qualcosa che non va. E da lì poi è stata un'escalation, abbiamo scoperto che non vedeva più il tumore, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo 1 anno ho fatto questo sogno pazzesco, forse il sogno più bello che ho fatto al momento nella mia vita, realissimo, in cui io entro in casa sua, lei seduta sulla sua poltrona, io che le dico, ma nonna, ma cosa ci fai qui? Che cosa... tu sei morta, non puoi essere a casa tua seduta lì tranquilla, no? Con la sua bella, adesso mi viene in dialetto veneto, traversa, grembiule, vedete, non lo parlo da 2 anni, però qui posso, ma probabilmente mi viene per questo, col suo grembiule, e mi siedo ai suoi piedi e metto la testa sulle sue ginocchia e le dico, ma nonna, ma tu vedi cosa sto vivendo, vedi Cesare come sta? E lei mi dice, non ti preoccupare che ci penso io, è stato un sogno di una bellezza pazzesca, e da lì a poco tempo è successa questa cosa che tu raccontavi, che mi ero un attimo dimenticata, del tampone. Noi in quel periodo c'era il Covid e abbiamo fatto un'infinità di tamponi, anche lì Cesare se la rideva. Cioè i primi tamponi, non so se voi ve li ricordate, se li avete fatti, ma andavano fin su nel cervello. Io male, piagnucolavo e mi lamentavo, e Cesare rideva perché io piagnucolavo e non li volevo fare, e per lui erano invece come niente fosse. E quindi tra i 1000 tamponi che abbiamo fatto, ad un certo punto mi chiama l'infermiera e mi dice, Valentina, c'è una cosa strana. Dico, cosa c'è, cosa succede? Perché venivano a casa a farceli con la domiciliare di Pordenone. Mi dice, guarda, ne abbiamo fatti tantissimi di tamponi finora e questa cosa non mi era mai successa. Mi viene fuori che Cesare vive al vostro indirizzo, ma tu non sei più in quell'indirizzo lì. E dico, ma dove sono? Via Antiga numero 7, Rua di Feletto, casa di mia nonna. Voi spiegate cosa è successo, per cui è venuto fuori il suo indirizzo. Una delle cose incredibili, come l'Hulk, che è arrivato a casa poco tempo fa, e cose inspiegabili, perché poi io da quella casa dove effettivamente ho vissuto con mia nonna, ma ne ho cambiate 10, avevo 14 anni l'ultima volta che me ne sono andata da mia nonna, e appunto ho cambiato 14 case, eppure quella volta è venuto fuori quel tagliandino lì. Ed è veramente una delle tante cose, uno dei tanti segnali che qualcuno mi manda per dirmi io ci sono. È bello anche non che non sola. tutto si deve spiegare, no? Per forza, quindi No. è bello che ci sia qualcosa di inspiegabile, che ha un suo significato. E stavo anche ripensando alle parole che ho sentito da voi due, soprattutto la parola forza, perché questa parola, sì, la forza tu certamente la riscopri in questo cammino che comunque è alternato anche a momenti bui, no? di sconforto, però nel tuo libro lo spieghi a un certo punto, nell'ultimo libro, come la forza a un certo punto la scegli, è come un atto di volontà. E questo a me ha colpito molto. Tu puoi decidere una strada piuttosto che un'altra, puoi lasciarti prendere dalla disperazione o cercare un'altra via, che è quello che hai fatto tu. E quindi scegliere di essere forti è una bella cosa, è un bel incoraggiamento, è una spinta. E posso dirti anche di più, che sarebbe bello alle volte poter scegliere di non essere forti, poter scegliere di buttarsi a pelle d'orso, ma purtroppo soprattutto per noi donne
non è proprio sempre possibile e non è sempre una E scelta. infatti pensavo anche proprio a essere forte e essere donna, perché comunque anche dietro una mamma c'è una donna e questa donna ha i suoi desideri, ha la sua identità, ha il suo diritto di esistere, no? Quindi anche non è facile rinunciare a se stesse, cioè come si fa a non rinunciare del tutto a se stesse? Perché tante mamme magari si sentono in colpa quando si ritagliano uno spazio per sé, pensano magari di togliere qualcosa ai loro figli, ma forse non è così, forse poi si può dare un valore aggiunto. No, guarda, anche qui Cesare mi ha insegnato tanto, perché lui amava truccarmi, amava che io fossi in ordine, mi passava i trucchi, conosceva meglio i trucchi di me, mi diceva ti passo il blush, ti passo l'ombretto. Lui amava l'odore dell'ombretto, mi annusava e se non l'avevo lo dovevo mettere, perché lui amava la sua mamma bella, perché la mamma bella vuol dire è una donna che si cura, che si vuole bene. Mi controllava le unghie. Io guai, non posso avere le mani e i piedi in disordine, perché so che Cesare non vorrebbe mai. Tu pensa che una volta eravamo sotto le coperte, io e lui che ci facevamo le coccole, e con i suoi piedi mi toccava i miei. Io dico guarda che carino, che mi vuol fare le coccole, che mi fa... E invece mi dice, senti un po' mamma, meglio che domani chiami la Miki era la mia estetista, perché avevo i piedi in disordine, capito? Un modo anche molto fine, tra le altre cose, che non è un bambino di 4-5 anni. E lui così con tutti, no? Tutte le persone che conosceva controllava le mani, le unghie. Sapete, io me le sento quelle mani sul viso spesso, che mi controlla, che mi guarda. Nell'ultimo periodo aveva questa mania delle crosticine, e quindi toccava dappertutto e sentiva se avevi una crosticina, andava lì con quel ditino lì a sgraffignare, a grattare. I dettagli amava Cesare, e la mamma che si vuole bene, la mamma che si prende cura di sé, la mamma che poi quando ho cominciato a scrivere, quando ho cominciato a girare, lui era contento quando andavo via, soprattutto perché dovevo tornare con tanti regali. E il suo modo, vedi, sempre di vedere comunque il lato bello, sempre di vedere quel lato lì. E una cosa a cui non pensa nessuno, nel mio caso ad esempio la dignità, ma comunque questo vale per tutte, io dico le donne perché nella maggior parte dei casi è la donna che deve rinunciare, che rinuncia ad andare a lavorare, la dignità di avere un lavoro. E per me scrivere è stato questo, è stata la possibilità di dire faccio qualcosa di mio, mi prendo dello spazio mio, mi chiudevo in camera per forza per scrivere, mentre Cesare faceva scuola con Margherita diceva ma cosa fa questa qua che si chiude in camera per delle ore? E io scrivevo, parlare, dicevo ma parla da sola. Sì, è vero, parlo da sola, soprattutto quando scrivo. E vabbè, un circo, prima o poi mi metterò una telecamera per filmarmi, perché sono abbastanza buffa. E la dignità di poter avere 2 soldini miei, no? Di dire faccio la spesa con i miei soldi. Federico non mi ha mai fatto mancare niente, per carità, ci mancherebbe, non mi ha mai, però io vorrei vedere un uomo, no? Che non va a lavoro e deve pagare la spesa con i soldi della donna, che deve andare, che ne so, a tagliarsi i capelli, deve chiedere i soldi alla donna. Cioè, se fosse il contrario, non è così. Il lavoro dà dignità a una persona. E purtroppo questo spesso viene tolto nel momento in cui c'è una malattia o una disabilità così grave, perché devi scegliere se trascurare tuo figlio e andare a lavorare comunque con quei soldi, almeno che tu non faccia un lavoro, no? Chissà che pagarti la persona che ti guarda tuo figlio, che non lo guarderà mai come lo guardi tu, a maggior ragione poi col senno di poi, avendo avuto poco tempo a disposizione, guai se mai non lo avessi seguito io in tutto per tutto. A proposito dello scrivere, la scrittura e anche poi attraverso i social hai creato una grande famiglia, l'hai creata nella realtà sicuramente, hai incontrato tante persone che forse hanno reso anche un po' meno faticoso questo percorso, e poi l'hai creata appunto anche nei social, e credo che
questo sia stato comunque un abbraccio forte che tu hai potuto sentire attorno a te. Quanto è contato sentire la vicinanza della gente? Anche qui ti dico una cosa non scontata. Sì. Ti dico la verità, se io avessi avuto una comunità vicina, per comunità intendo famiglia, per comunità intendo vicini di casa, per comunità intendo una rete di persone che si prende cura di una famiglia in difficoltà. Se io avessi avuto quella rete, quella comunità, e credo che questo valga quasi per tutte le persone che raccontano la malattia e o la disabilità sui social, non avrei mai avuto necessità di raccontarmi nei social. E questo credo sia importante dirlo, perché a me è capitato praticamente mai, però invece a tante altre persone capita di essere molto criticati perché si racconta una storia importante, difficile, in un canale che magari dovrebbe essere un po' più leggero, chissà chi l'ha deciso, o comunque si criticano sempre magari i modi. E questo dettaglio secondo me non è un dettaglio da poco, sfugge. Uno ricorre nei social perché si sente anche molto solo, e se ci fosse quella rete non ci sarebbe stato bisogno. Certo è che io pensavo di raccontare la storia di Cesare, la nostra storia, per stare vicino a 4-5 famiglie, invece questo gruppo, come dici tu, questa famiglia è diventata molto grande, e nel momento poi del bisogno, negli anni, è stato importantissimo anche solo per me andare alla ricerca nei momenti più difficili della cosa bella da raccontare, perché per me era un po' come chiamare la nonna la sera o la persona di famiglia molto vicina che non vuoi far preoccupare e vuoi raccontare, no, quel dettaglio anche solo di 2 minuti bello. Cesare ha mangiato 3 bocconi di pasta, Cesare è rimasto 3 minuti seduto e tutto il resto della giornata magari stava disteso, non mangiava nulla, però raccontare quel piccolo dettaglio poi serviva anche a me per dire: dai, vedi Valentina che un piccolo spiraglio c'è stato anche oggi. E quindi io devo tantissimo alle persone che mi mandano messaggi, che ci vogliono bene, che hanno imparato, che continuano a volerci bene, che ci sono sempre state tanto vicino, e alle quali so che in parte, o anche non in parte, ma in grande dimensione, è stata cambiata la vita tramite la storia di Cesare, perché le persone hanno detto: ma se ce la fanno loro ce la faccio anch'io, se loro si sono trasferiti dall'altra parte dell'Italia io posso cambiare quel lavoro in cui mi lamento continuamente, lo posso cambiare. Guarda, in questo è maestra in toto e per toto Margherita. Ma infatti questa è stata la forza del tuo messaggio, del messaggio che hai trasmesso, e credo che comunque, al di là di questo, del sentirsi meno soli, hai usato i social in un modo assolutamente educativo, perché non sempre i social svolgono questa funzione, ma nel tuo caso sì, perché comunque hai creato informazione, hai creato cultura su questo argomento, hai usato un linguaggio, perché anche le parole sono molto importanti, bisogna sapere come usarle. Le parole comunque creano la nostra realtà, creano i nostri pensieri, quindi anche il linguaggio, anche attraverso i libri, attraverso i social, ha una funzione educativa, e a me è arrivata questo e mi sembra... Guarda, la mamma che raccontavo prima, no? Che è andata a scuola a dire: dovete fare come Valentina, la mamma di Cesare, e dovete far vivere mio figlio. Ecco, per me quello vale tutto, ecco, sì. Quello vale tutto. E infatti Cesare, appunto, tu l'hai detto, ha lasciato tanta vita, no? E sì, la vita però va avanti, questo tu l'hai scritto, è comunque una verità oggettiva, anche se è spietata, perché diciamo che il tempo non si ferma neanche davanti a dolori così grandi, però c'è la vita che resta e bisogna dare un senso a questa vita. E questo messaggio a me è arrivato fortissimo leggendo le tue parole, e credo che sia un monito per tutti, indipendentemente dalla storia che ognuno ha, anche a non rimandare mai la felicità, no? A vivere adesso e a vivere intensamente, e, insomma, a apprezzare la vita che abbiamo. Quindi io personalmente ti ringrazio di questo, ecco.
E non so, quello che vuoi dire tu, adesso ci avviamo anche verso la conclusione, credo, di questo incontro. E anche voi, non so se avete ancora qualcosa da chiedere a Valentina, o se tu, Valentina, vuoi intanto, non so, lasciare un messaggio, diciamo, finale su qualcosa che magari non abbiamo detto, o che ci tieni a ribadire delle cose che abbiamo detto, ecco, per salutare il pubblico. Ma guarda, un po' quello che tutti sappiamo, ma quasi nessuno fa, di non lasciarsi scappare nemmeno un giorno, perché davvero non sappiamo quanto tempo la vita ci dà a disposizione. E io dico una cosa anche un po' estrema, ma nel caso di Cesare ho avuto anche la fortuna di sapere che il mio tempo con lui non era infinito, e quindi la possibilità davvero di metterci dentro in quel poco tempo tutta la vita che potevo. Però abbiamo un po' la presunzione di essere immortali, non lo siamo, e di avere la salute a disposizione, perché le cose brutte sembra che capitino solo agli altri, e invece imparare a goderci ogni giorno, ogni piccola gioia, la doccia calda, la possibilità di fare la doccia calda, la possibilità di leggere una storia ai nostri bambini prima di andare a letto, anche perché no, anche fare una litigata costruttiva e poi fare pace. Invece teniamo il broncio, non ci parliamo per mesi, per anni, poi per delle stupidaggini, quando chissà poi in altre vite se mai ci rivedremo. Io con Cesare sicuramente, perché ho una roba tra me e lui, e quindi sicuramente io e lui sì, però ecco, e soprattutto cerchiamo di esserci gli uni per gli altri, cerchiamo di comportarci con l'altro come vorremmo che gli altri si comportassero con noi in un momento di difficoltà, che prima o poi, appunto, di qualunque tipo di identità capita a tutti, di essere meno egoisti, meno concentrati sempre solo su noi stessi. Non abbiamo mai il tempo per gli altri, non abbiamo mai il tempo per invitare quella persona a bere un caffè, non abbiamo mai il tempo. Qui c'è una coppia di amici che adesso non vedo perché ho la luce negli occhi, ma che mi dice che si prende del tempo per loro due per venire alle mie presentazioni, no? Mettiamola ovunque voi siate, non serve che alzate le mani, ma fate una volta al mese, vi fate una serata voi due, perché caspita, veramente poi siamo presi delle frenesie, no? Anche i genitori che si dimenticano di essere, prima di tutto, lo dicevamo prima, donna ma anche uomo, e quindi le cose belle da fare insieme, che non devono essere per forza quando starò male, facciamole adesso che stiamo bene, non attendiamo per forza che accada qualcosa di brutto. Io mi auguro che la nostra storia, che è fatta sicuramente di tanto dolore, possa servire a tutte quelle persone che affrontano una vita sicuramente difficile, perché ognuno ha i suoi problemi, però magari un po' meno in salita, mi auguro, possa servire la nostra storia per dire senti un po', mi do un'accelerata, non sto qui a lamentarmi del niente, io ho questa regola, per cui è la terza volta che mi sento lamentare di qualcosa, provate ad ascoltarvi quante volte vi lamentate sempre delle stesse cose. Io mi ascolto, anch'io sono una mugugnona, si dice a Genova quando uno mugugna, quando uno si lamenta continuamente. Quando mi sento che mi lamento per la terza volta di qualcosa, la cambio. Vedo mariti tremare. Qualunque cosa sia, che sia il lavoro, che sia il luogo dove vivete, che sia, cioè, a parte i figli, tutto il resto, voglio dire, tutto il resto si riesce a cambiare, a trasformare. Quindi se ci lamentiamo di qualcosa troviamo il modo per rincorrere quella felicità che ognuno di noi si merita. Grazie Valentina. Io volevo farti una domanda. Prima di farti la domanda volevo dire una piccola cosa su Cesare. Io credo che questo bimbo
sia stato un maestro di vita. Io non ho insegnato a Cesare. Cesare mi ha lasciato uno dei più grandi insegnamenti che una persona possa ricevere, che è quello di amare la vita. Ha cambiato il mio modo di vederla. Quelle che potevano essere delle difficoltà, degli scalini che reputiamo insormontabili, sono solo un piccolo pezzo di quel grande puzzle che chiamiamo vita. E questo penso sia uno degli insegnamenti più grandi che si possano ricevere, e io posso dire che è stato proprio tuo figlio a lasciarmelo. E quindi lo ringrazierò a vita, come ringrazierò a vita anche voi, perché sicuramente dietro ad un bambino così speciale c'è stata una famiglia altrettanto speciale. La mia domanda per te è questa: cosa diresti ad un genitore che dinanzi ad un bambino con difficoltà allontana il proprio figlio invece che rispondere a quelle che potrebbero essere domande, tra virgolette, scomode? E tu dici in generale un bambino che fa delle domande, no? Esatto, perché molto spesso c'è questa paura di cui parlavamo proprio prima verso ciò che non conosciamo, e quindi magari un genitore, pur di affrontare questa paura con il proprio figlio, lo allontana, e purtroppo questa cosa secondo me succede ancora ad oggi. Ma guarda, i genitori dovrebbero venire agli incontri che io faccio con i bambini e sentire le domande che i bambini mi fanno. Questa mattina una delle prime cose che mi hanno chiesto: ma Cesare è morto? Sì, gli adulti alle volte non hanno il coraggio di usare questo termine, ma è giustissimo. Sì, i bambini sono sorprendenti. Noi, una delle prime cose che insegniamo ai bambini è non dire bugie, giusto? Eppure noi adulti quante bugie diciamo, con la scusa del non vogliamo raccontare per proteggere, non vogliamo dire perché non siamo pronti noi, perché non sappiamo, perché non mi sembra una cosa carina da dire, perché nessuno magari ci ha anche abituato a parlare di certi argomenti, e quindi non raccontiamo loro, non diciamo loro. Ma non dire implica tante cose. Implica il fatto che loro comunque ci arriveranno in un qualche modo da soli e magari non in un modo corretto, la loro mente farà tanta fatica per arrivare a quella risposta che noi non diamo, e poi gli stiamo dicendo: tu non sei abbastanza forte per reggere la risposta, soprattutto quando trattiamo chiaramente argomenti importanti, no? Come la disabilità, come la morte, come anche stare vicino all'altro. E se invece noi sai, al di là del parlare sarebbe anche già tanto dare il buon esempio, non mettere la macchina nel posteggio dei disabili, perché lo diciamo tutti che non si mette la macchina nel posteggio dei disabili, e poi puntualmente c'è il genio, che è tra noi sicuramente, che almeno 2 minuti, perché tanto sto un attimo, mai fatto per oggi, sto solo un attimo, e mette la macchina lì con tuo figlio dietro per portarlo un attimo a scuola. Io posso anche dirti: la macchina non si mette sulle righe gialle perché è un posto riservato alle persone con disabilità, ma se io lo faccio anche solo una volta, perché sono di fretta, perché ho tutte le scuse del mondo, e basta, ho cancellato tutto quello che ho insegnato prima. E lo stesso vale per tutto il resto. Io riprendo un'altra volta a Teresa, perché è la dimostrazione di come poi vivere anche la disabilità, probabilmente anche la scuola forse può fare di più, non lo so, c'è un lavoro che tutti insieme, sia famiglia che scuola, poi deve fare, le famiglie che non invitano i bambini alle feste di compleanno, i bambini con disabilità che invitano compagni di classe e nessuno si presenta. Io testimone 2 settimane fa di una bambina gravemente disabile che ha invitato tutta la classe, tra altre cose questa è una famiglia di Milano che è ben inserita nella comunità perché ha un'associazione e fa tantissimo per gli altri, non si può dire che è una di quelle famiglie che si nasconde, ecco. Ha invitato tutta la classe, di tutta la classe sono andate 2 bambine con una mamma. È vergognoso, una bambina a cui chissà quanti compleanni ancora, no? Magari è l'ultimo, magari ce ne sarà ancora uno solo, forse 2, ma
è una bambina con una malattia inguaribile e sappiamo che ogni compleanno, ogni giorno è prezioso. E se non insegniamo noi genitori, se non siamo noi a dire è arrivato questo invito, cascasse il mondo, andiamo, che tipo di esempio vogliamo dare? Se i bambini ci vedono che invitiamo la mamma, il papà di quel compagno di classe che è in difficoltà e vedono che andiamo a berci un caffè insieme, magari anche loro viene voglia di dire ma sai che allora magari invitiamo anche per una merenda il bambino, ma dobbiamo dare l'esempio, dobbiamo e non aver paura di e chiedere, domandare, perché a me è successo piuttosto dire mi sento in difficoltà, non mi è mai successo di avere a che fare con la disabilità, ho paura di sbagliare, ho paura di dire la cosa sbagliata, aiutami, come posso starti vicino, come posso potremmo anche trovare qualcuno che ci dice, perché qualcuno oggi mi raccontava, mi diceva ma abbiamo un bambino che viene invitato ma non viene al parco giochi, non viene al compleanno, al di là che spesso quella fiducia da dare all'altro non è così scontata, non è così semplice, ma c'è un altro dettaglio che le famiglie di serie A ignorano, è la fatica che si fa quando è un bambino di serie B a vedere il confronto con l'altro, cioè a portare tuo figlio al parco giochi, gli altri, io non so se Marghe se tu te lo ricordi, no? Era un compleanno, una festa, ti ricordi a quel parco giochi dove c'erano tutti i compagni di Cesare che correvano come i pazzi, giustamente al parco giochi. Io ve lo giuro mi sono sentita, io non lo so se si è visto da fuori perché poi cerco di mascherare, ma io mi sono sentita, avrei voluto sparire in un altro pianeta, perché mentre gli altri correvano mio figlio si muoveva a tentoni, perché chiaramente era uno spazio aperto, uno spazio che non conosceva, gli altri un secondo stavano in un'altalena, poi giustamente si scocciavano e Cesare non faceva nemmeno in tempo ad accorgersi che gli altri erano già andati tutti via. E ti senti diverso, soprattutto in quelle situazioni lì, e fa male, quindi magari uno non ci si vuole mettere. Cerchiamo di metterci nella testa dell'altro, cerchiamo prima di giudicare, prima di arrivare a soluzioni affrettate, inventate, cerchiamo un attimo di pensare ma se capitasse a me, se fosse mio figlio. E insistete, siate coraggiosi, ditelo e riditelo fino allo sfinimento. Poi può essere che siete antipatici a quella persona, cioè voglio dire, non è che per forza uno deve dire di sì, andare tutti i compleanni, però proviamoci, perché veramente nel 2026 è inaccettabile che ancora non si diano risposte ai bambini, che ancora... Ma tu pensa che già alle medie, una cosa che mi ha colpito moltissimo in una scuola dove sono stata in Sardegna, in prima media questi ragazzini hanno espresso il timore all'insegnante, che poi me l'ha detto, che fosse troppo raccontare la storia di Cesare ai bambini della scuola della primaria. E questa cosa mi ha scioccato, perché chiaramente i bambini della primaria mi hanno fatto delle domande pazzesche, straordinarie, erano contenti. E già in prima media erano preoccupati, cioè già abbiamo cominciato a perderli, io dico, perché noi adulti ci siamo persi, a un certo punto ci perdiamo. Più piccoli sono e più hanno l'empatia, poi piano piano ci si spaventa, arriva la paura. E la paura si va bene per poi trovare coraggio o per proteggerci dai pericoli, però se ci frena, se non ci fa vivere, se non ci fa tendere la mano all'altro, diventa un limite. Quello è un limite, non la disabilità. Infatti forse c'è anche Maria Cristina che voleva aggiungere qualcosa, e poi guardo Luca, non so se ci sarà tempo per altre domande anche dal pubblico, eventualmente ci fate un cenno. No, volevo solo dire che il titolo della serata era Fare amicizia con la disabilità. Penso che dovremmo farla veramente, perché ne parliamo tanto, ma alla fine la sostanza non sempre c'è. Servono esempi, servono davvero meno parole e più esempi. Sono stata ormai un bel po' di tempo fa in una presentazione, c'era questo assessore
che raccontava e si lodava di come, e questo lo sento dire spesso dai genitori di serie A, di come, ma lo sai, in classe mia i miei figli sono in classe con un ragazzo, con un bambino autistico, con un ragazzino autistico, tu lo sai com'è cresciuto mio figlio in questi anni, che tipo di sensibilità ha e che tipo di lavori hanno fatto, tutta la classe, tutti insieme. Bello, bello. Però poi ho chiesto a questo assessore, ho detto, ma avete mai invitato questo bambino, oltre che a un compleanno, i genitori li avete mai invitati per bere un caffè, per mangiare una pizza, per fare qualcosa insieme anche con il resto della classe? Perché spesso sono genitori nemmeno inseriti nella chat di classe, e devo dire forse questo è anche un vantaggio, ma per tutto il resto, grande vantaggio, bocca aperta, bocca a pesce, nessuno ci pensa mai. Al di là del bambino da invitare, ma i genitori, quell'uomo e quella donna, di chi sono? Di nessuno? Questi bambini, come Cesare è diventato un bambino di una comunità enorme, grandissima, anche i genitori e tutti questi bambini sono una responsabilità di tutti, perché queste persone non sono persone cattive che hanno fatto qualcosa di brutto per cui la vita li ha puniti perché noi siamo bravi e loro sono cattivi. E chissà perché la vita ha scelto così, gli ha messo davanti questa sfida, ma non c'è scritto da nessuna parte che la debbano affrontare da soli. Non è giusto che la affrontino da soli, perché se capitasse a me, io vorrei rimanere da solo? Vorrei sentirmi abbandonato? Non credo nessuno di noi. E quindi sforziamoci un po', piuttosto io dico sbagliamo, diciamo la cosa sbagliata, facciamo la cosa sbagliata, però stare fermi e nasconderci dietro al non so cosa dire, non so cosa fare, non ci sta più, ecco, una scusa che non si può più sentire, basta. Sì, è comunque una comunità che sa accogliere, è una comunità più sana, è una comunità più bella, più giusta, più felice, quindi penso che sia veramente un arricchimento per tutti quanti. E come dici te, comunque le parole sì, ma poi sono i fatti, no? Anche che devono parlare. Sono i fatti, come l'asilo di Margherita e di Giulia, l'asilo nido che accoglie bambini con disabilità. Sì. Quanti ne abbiamo in Italia? Io non lo so davvero, ma no, pochi. Cioè, più niente che pochi. Asili paritari come quello che ho visitato oggi, paritario, giusto, dico corretto, paritario come quello che ho visitato oggi, che accoglie bambini con disabilità, sono rari, di più. Anche questa la trovo una follia, perché io per i miei figli più grandi ho potuto scegliere in quale asilo, perché mi era più comodo a casa, perché mi piaceva di più, perché mi sentivo più serena, ho potuto scegliere dove mandarli. E invece Cesare, poi mi è andata benissimo, sono stata molto fortunata e ho trovato un asilo meraviglioso, però perché per gli altri miei figli di serie A ho potuto scegliere tra, dico a caso, 10 asili e Cesare sono andata a fortuna, voglio dire, sono lì e speriamo bene, no? Come mai? Margherita, anche tu volevi aggiungere qualcosa? Io volevo chiederti cosa diresti a un insegnante di sostegno come da parte di te genitore, no? Dici, un genitore che cosa ha bisogno dall'insegnante di sostegno, dalla scuola? Che cosa deve sentirsi dire per... Ma una cosa semplice che mette al centro il bambino e i bambini. Questo deve essere. E non, come dicevamo prima, altri interessi. Ecco, tu pensa che addirittura, non so se ne abbiamo mai parlato, ma quando Cesare ha cominciato la primaria, l'insegnante di Cesare di sostegno girava tutte le classi dove doveva tappare buco. E Cesare spesso rimaneva con qualcun altro, no? Perché tanto Cesare poteva aspettare. E è un dato di fatto, funziona così, l'insegnante di sostegno viene usata per la qualunque, ecco, spesso non per il bambino che deve seguire o per la classe, come dici tu, che deve seguire. Quindi sapere che lascio mio figlio in
in mani preparate anche, in mani di qualcuno che si prende la briga, come dici tu, no? Non ho mai avuto un bambino con disabilità visiva, mi informo un minimo. Quanti corsi hai fatto? Sicuramente è difficile. Io dico, l'insegnante di sostegno non può essere un tappabuchi, non può essere un lavoro che uno fa per timbrare il cartellino, come l'insegnante in generale, come il medico, come l'infermiera, altrimenti uno va in pasticceria, fa biscotti e se viene male l'infornata la buttiamo via, ma i bambini non li buttiamo via, non possiamo sbagliare. Ci vuole gente che ha passione, ci vuole gente che ha coraggio, lo ridico, ci vuole gente che mette al centro il benessere della persona, del bambino e dei genitori che devono stare sereni e tranquilli di consegnare il proprio figlio in un luogo protetto, sicuro, accogliente, dove possono accompagnarlo nella sua crescita. Altrimenti uno lo tiene a casa. Parliamo di inclusione, finalmente, parliamo di inclusione. Grazie a tutte voi, grazie Valentina, grazie a Cesare che l'abbiamo sentito proprio qua, vicino a noi. E chiedo appunto quando non andavano i microfoni, era lui, quello, ve lo dico perché lo il fa monello, sempre. sì, l'abbiamo visto. E chiedo appunto se, non so se c'è spazio per alcune domande, Luca dici tu o dal pubblico. Ma se ci sono domande. Non fate i furbi che poi venite a chiedermi al firmacopie, perché io vi conosco. Sì, e infatti poi ci sarà un momento per appunto incontrare Valentina, salutarla, magari appunto farsi scrivere una dedica, questo sì, però se qualcuno vuole intervenire ora, volentieri. Vedi che non abbiamo gente coraggiosa? Vedi che non abbiamo... Basta, e tutti bocciati, Eccola lì. È questo qua, è questo. E arriva il microfono. Sì. Un'altra cosa che Cesare faceva, vediamo, eccola lì la Daniela. Cesare ha avuto il periodo delle chiamate, ve lo ricordate il periodo delle chiamate? E chiamava tutti. Tu vai, chiamami Margherita, tu vai via. E parlava con Margherita, considerate che tra le altre cose parlava male, poverino, quindi chiama Giulia. Poi il marito di Daniela e chiamava, e stavano delle ore a parlare cosa hai mangiato e cosa hai visto. Via, vai via che io devo parlare. Allora, ero molto titubante di venire qua stasera a conoscerti perché anch'io come te ho un figlio di 32 anni con una grave disabilità, ha una tetraparesi spastica, e il secondo figlio ha 5 anni, 4 anni e mezzo, si è ammalato di tumore, e ho fatto 2 anni a Padova, la città della speranza, e anche lui non c'è più qua, è diventato un angelo, forse conoscerà anche lui, sarà insieme a Cesare. E mi sento tanto vicina a te e so cos'è un CVC, anch'io ho dovuto imparare a fare medicazioni. Bravissima, a iparinare, non so se si fa ancora anche adesso. A fare? Mettere l'eparina ogni No. 3 giorni. Allora No. dovevo fare la medicazione ogni 3 giorni. E Adesso si fa una volta a settimana. io ogni 3 giorni, per fortuna sono passati, la scienza va avanti, per fortuna, e anch'io come te cerco di portare il sorriso, e il dolore è una cosa che fa parte di noi. Credo che come te quella sera in cui Cesare non c'è più è mancata metà del nostro cuore, però se stiamo attenti nell'altra metà ci sono 2 battiti, il mio, il nostro, e quello dei nostri figli che non ci lasciano mai. E il mio sogno è quello di rincontrare mio figlio e di fare un bel giro tondo con Mattia, che non ho mai visto camminare perché purtroppo è in carrozzina, e con Andrea, che mi ha lasciato troppo presto. Grazie Valentina. Grazie a te.
Sai, io con Cesare ho provato, dico, la disabilità a 360 gradi, anche se chiaramente io in pochissimo tempo, perché prima ha perso la vista completamente e quello era il niente, ma nell'ultimo anno ha perso piano piano tutto, no? Quindi mi sono ritrovata con un bambino che non stava più seduto, per fare la doccia dovevo metterlo a terra e lavarlo e non teneva su nemmeno più la testa, non parlava più e non riusciva più chiaramente a camminare, non riusciva più a mangiare da solo e è difficile da spiegare quando tuo figlio non ti chiama più mamma, o nel tuo caso magari non ti ha mai chiamato, non è mai riuscito a chiamarti 3 volte, ecco. E è difficile spiegarlo alle altre persone, alla gente che magari si lamenta perché deve dare per 20 giorni l'antibiotico 3 volte al giorno, no? Ti senti anche di un altro pianeta, non perché ti senti meglio o peggio, ma fai fatica anche a stare insieme alle altre persone quando, questo è un altro magari dettaglio, ne parlavamo prima, di andare ai compleanni, di andare, perché il livello, no, di conversazioni, tu vorresti tanto avere quel livello di conversazione, ma non è più in te, non ce la puoi più fare, non ti puoi lamentare perché hai trovato 3 semafori rossi, o perché sono arrivate 10 mail della scuola in una giornata, o perché diciamo la verità, spesso ci inventiamo dei problemi che non sono problemi. Quindi niente, ti abbraccio forte, poi magari ce lo diamo davvero, e grazie per essere venuta qui. Però la devi aver combinata grossa anche tu in un'altra vita, scusami, ma anch'io l'ho combinata grossa in un'altra vita, e questa così, però poi la prossima in un'isola deserta senza nessuno, a bere, esatto, con qualcuno che ci fa aria, e ci beviamo dei gran gin tonic, direi che potrebbe essere la nostra prossima vita. Guarda, a Vittorio non c'è gente coraggiosa, eccoli. Ma posso tornare a Genova dicendo che a Vittorio Veneto nessuno mi ha fatto domande? Ciao, io volevo chiederti, ci hai raccontato di alcuni segni che Cesare ti dà, come ad esempio l'Hulk è arrivato via Amazon. Avresti piacere di raccontarci altri momenti in cui lui si fa ancora sentire durante la tua vita? Allora, ce ne sono alcuni che tengo per me e non so se mai racconterò, un po' perché, vabbè, già la gente sa che sono matta, ma ho paura che veramente mi ricoverano da qualche parte, perché non sono cose per tutti, e un po' perché sono gelosa di cose che sono solo mie e sue, e ci sono delle cose che tengo solo per me. Di segnali sì, ce ne sono sempre tanti, e quando abbiamo messo la bandiera di Cesare Boccadas sono scesa e ho trovato quel sasso con la C, l'Hulk, che sono queste cose straordinarie, Stella che continua, la gatta di Cesare, continua a tornare nella casa vecchia. Io sono convinta che lei in un qualche modo lì lo vede, lì lo sente, e comunque insieme mi stanno facendo dannare tantissimo e si stanno divertendo a farmi andare avanti e indietro per Genova. E poi vabbè, io Cesare lo sento, alle volte sento proprio che mi parla, come quando ho perso gli occhiali da sole, non so se l'avevi vista, ho perso gli occhiali da sole, che per me sono abbastanza essenziali perché sono da vista e li avevo fatti da pochissimo, e sappiamo cosa costano le lenti più che gli occhiali, e ormai ero disperata, ho detto va bene, non potevo rimanere senza, ero andata a rifarli. E stavo pensando al ritorno tra me e me, dico sì, caspita, però ho cercato di spendere il meno possibile, però mi sarei evitata questa spesa, e sento la voce di Cesare, la sento proprio, dirmi guarda bene, guarda con le mani. Ma avevo guardato 1000 volte in macchina, 1000 volte, anche con Teresa, e non avevo trovato niente. Guarda bene, guarda con le mani. Ero al semaforo, allungo la mano, dove dovrebbe esserci la radio nella mia macchina scassata,
e con le dita ho sentito la scatolina degli occhiali, ma erano 2 mesi che li cercavo. E ogni tanto appunto sento la sua voce che mi dice: mamma, guarda che la soluzione ce l'hai, metti insieme i puntini. Io sento che non sono sola, lui fa parte di me. Poi se ci sono tante cose che magari per le altre persone non hanno senso, oppure l'importante è che abbiano senso per me, che facciano stare bene me, che mi facciano sentire il mio bambino ancora vicino, perché sai, ce la possiamo raccontare quanto vogliamo, ma il dolore che si prova, come ti chiami? Ornella lo sa, è un dolore che non si può spiegare, perché non si può capire, quindi è inutile neanche cercare di farlo, di manifestarlo agli altri. Tanto vale sorridere, far pensare che è tutto facile, che tanto noi siamo forti, ma in realtà è complicato. E guarda, oggi arrivando qui in treno, un viaggio che io ho fatto tantissime volte con Cesare, Genova, Conegliano, Genova, e ho chiuso gli occhi, mi sono un po' immaginata di essere Stella, che va avanti e indietro per Genova alla ricerca di Cesare, e io ho chiuso gli occhi con la fantasia, ho detto: tu pensa mai se arrivassi a Conegliano e ritrovassi Cesare ad aspettarmi, no? Se me lo fossi semplicemente dimenticato lì, un po' come pensa Stella, che questi rimbambiti di umani hanno dimenticato il suo bambino da qualche parte. E così mi faccio questi film miei, ogni tanto mi arrivano dei segnali, ogni tanto me la invento, me la racconto, mi faccio un piantino, me la rido tanto, ricordando tutte le cose belle che abbiamo fatto, e continuare a raccontare di lui, soprattutto, con tutto rispetto per voi, soprattutto ai bambini. Più piccoli sono, meglio è. Quelli di oggi mi hanno dato una grandissima soddisfazione. C'è qualche genitore di quei bambini di oggi? Guardate che li bocciamo quei genitori se non ci sono. Bravi, con coraggio, perché sono stati bravissimi. Tra le altre cose, non so se sono i vostri figli, ma quasi tutti sanno tirare fuori la lavastoviglie. Non sono i vostri? Bravi. Guardate che alle superiori faccio questa domanda, dico: ma voi sapete tirare fuori una lavastoviglie? Quasi nessuno lo sa fare. Questa mattina 3, 4, 5 anni, quasi tutti, solo in 2 o 3 non hanno alzato la mano, gli altri hanno detto che lo fanno tutti quanti. Quindi complimenti, bravi. E questo è, Cesare è in me. C'è un complimento bellissimo, qualcuno mi ha detto: conoscerti è stato un po' conoscere Cesare, perché comunque modestamente, se Cesare era così, cioè da qualcuno avrà preso, ecco. Lì, vai. Intanto grazie Valentina. Ho ripercorso tutta la mia storia perché l'ho vissuta. Mi ritengo più fortunata perché la mia figlia adesso è qui, nonostante una malattia gravissima che si chiama Vittoria, per cui è un segnale, no? La cosa che mi ha colpito, tu dici che Cesare chiedeva sempre: come stai? Vittoria è una ragazza adesso grande e lei chiede ancora: come stai? E si arrabbia se tu non glielo chiedi. Eh sì, dobbiamo imparare a chiederlo tutti, ma non chiederlo come lo facciamo il 90% delle persone, aspettando che l'altra persona ti dica, che ne so, sono un po' influenzata, ma io di più. Con il senso vero. Con il senso vero di sapere come stai, cosa hai mangiato, cosa hai sognato, com'è andata a lavoro. Ecco, questo tipo di domande qui. Bene, io dove faccio il firmacopie? C'è un'area qua sotto, c'è il piccolo teatro fuori. Fuori? Sì. Esco. Va bene, io aspetto fuori, poi io ho 2 vallette questa sera, che sono lì davanti, se volete, che hanno gli oggettini dell'associazione Cesare Zambon, perché in tutto questo abbiamo anche aperto un'associazione
E per il supporto psicologico vogliamo aprire una stanza dell'ascolto come abbiamo fatto con Egliano anche a Genova, e quindi avete le vallette che vi spiegano, si sono dovute scrivere ragazzi, 4 cose e se le sono dovute scrivere. Alzate la mano che vi vedono chi siete, ecco, sono amiche mie, ecco, che mi sopportano. Bene, vi aspetto non so dove, lì sotto. Sì. Grazie. Grazie a tutti. Luca deve raggiungerci, vedo dei fiori, vedo dei bei fiori per te.